fa rimbalzata sulla stampa italiana l'informazione che i ricercatori e i professori universitari italiani fossero tra i più pagati del mondo. Notizia falsa. Vediamo Conte alla mano com'è la situazione. Un ricercatore che comincia la carriera non prima di 32 anni ha uno stipendio iniziale di 1.500 euro. Diventano 1.600 circa dopo un anno, ma per arrivare alla cifra astronomica di 2.500 euro bisogna che passino altri 20 anni, cioè il ricercatore deve avere 52 anni. Prendiamo il professore ordinario, diventa tale non prima di 45 anni, con uno stipendio di 2.900, andrà in pensione attualmente con non più di 4.500 euro, quindi come si può vedere non sono cifre astronomiche, quindi la carriera universitaria non arricchisce, ma è un bel mestiere, un mestiere che sta con i giovani e permette di competere sulla ricerca a livello internazionale.